Zaniolo si vede un fuoriclasse, bisogna saperlo gestire anche. Una manciata di vocaboli che esprimono meglio di qualsiasi giro di parole quello che la società pensa di Niccolò Zaniolo, un fuoriclasse, e si vede in campo, che ha bisogno di un tipo di gestione particolare, diverso, perché è un campione che va sì coccolato ma a volte anche ripreso. Dopo le bizze di questa estate, ora la testa del numero 10 è tutta sul prossimo campionato, che vuole interpretare da leader. Il gruppo lo ha accolto con questa idea. Siamo noi come società qua per aiutare ai ragazzi e soprattutto Niccolò è un grande fuoriclasse e ha bisogno di questo supporto. E in effetti lo si vede dalla scintilla negli occhi di Zaniolo quando viene chiamato sul palco della presentazione, di come si senta questa responsabilità addosso. Con la maglia numero 10! Niccolò! Niccolò! E non ha timore di uscire allo scoperto. Lui l'Europa non la nomina direttamente, ma parla della voglia di consegnare ai tifosi un'annata memorabile. E inaugurare, chi lo sa, magari un'annata memorabile. Ce la metteremo tutta e sicuramente proveremo a far meglio dell'anno scorso. Forza Udinese! Gianluca Nani infine mette i puntini sulle i, sul mercato. Il vociferato interesse dell'Ajax non preoccupa perché con Zaniolo si andrà avanti insieme, senza se e senza ma. Non cambiamo idea perché una squadra ti chiama o ti fa un'offerta. Loro sono la parte integrante e importante del nostro progetto, sarà così, chiunque dovesse arrivare, partiamo da Davis e da Zaniolo. Nel frattempo è sfumato invece l'arrivo di Jovan Milosevic. Lo stesso Nani aveva avvertito che non era fatta e aveva ragione. Non abbiamo mai fatto mistero che noi cerchiamo sempre buoni giocatori, ma io non confermo minimamente, anche perché ci sono, a me piace, ripeto, parlare dopo che le situazioni si sono verificate. Milosevic non si è verificata. Alla fine il classe 2005 ha preferito il Braga in Portogallo, un altro sgarbo dei lusitani dopo quella sanguinosa eliminazione europea. L'Udinese non si scompone, guarda avanti per il suo vice Davis qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Adam Buksa, altrimenti il polacco potrebbe anche restare un altro anno.